Dino Barone, presidente del Parco Letterario Luigi Pirandello, parliamo di questa iniziativa che si svolgerà il 4 maggio, Arte e Natura in Piazzale Caos. Domenica 4 maggio, alle ore 9:30, dopo giorni di preparazione, che già abbiamo comunicato anche alla questura, al signor questore, inizierà una mostra che si intitola Arte e Natura. Sono il titolo fatto da due concetti, due sostantivi importantissimi: ciò che produce qua Agrigento, l'arte, gli artisti, le risorse umane intellettuali, i pittori, gli autori, i fotografi, coloro che vendono libri, eccetera. E poi la natura, cioè il prodotto dell'agricoltura, che viene spesso messo a disposizione dalla frutta, la verdura e tanti altri, le conserve alimentari, quelle che vogliono anche un marchio o già ce l'hanno, un marchio di qualità come quello del Parco Letterario, l'olio, i formaggi, il vino, eccetera, che in parte in questi anni molte ditte, sia locali ma sia agrigentine che nei limitrofi siti, cioè i paesi, hanno già preparato. Ecco, facciamo un invito, ancora c'è qualche spazio libero a qualche azienda, a qualche artigiano che magari vuole partecipare. Sì, basta guardare in internet. Abbiamo messo anche il contratto di adesione. L'adesione è quasi gratuita, 10 euro solo per avere a disposizione lo spazio, e eventualmente un punto elettrico per chi viene, per esempio, con i formaggi che devono stare in un frigorifero, sempre esterno. E poi ci sono coloro che portano gli stand, eccetera. Speriamo di arrivare a un certo numero e fare una bella figura e rilanciarci poi nel mese di giugno, dove ci sarà la prima domenica. Quindi appuntamento 4 maggio, domenica. Sì, perché si entra gratuitamente alla casa di Pirandello. Ecco perché avete scelto proprio questa data? Domenica, la prima domenica del mese si entra gratuitamente.